Siamo in compagnia di Maggi, l'estremo difensore della Pumas Viareggio. Questa sera un'importante vittoria sul campo della Cresceboli, un 7-0 netto e soprattutto per te anche la porta inviolata. Quanta felicità lascia una vittoria del genere? Allora, innanzitutto buonasera a tutti. Sapevamo che dovevamo venire qui, era una partita molto difficile comunque perché venire dopo una trasferta lunga dalla Toscana fin qua non è mai facile e bisognava fare punti, bisognava fare gol, soprattutto dopo la trasferta di ieri che è andata male e siamo felici perché comunque abbiamo fatto un buon risultato importante per poi la differenza di fondamentale. Mi ha fatto tantissimi complimenti il capitano della Cresci, Davide Gallotta, che è anche indicato come una delle serie candidate ad ambire alla promozione di Serie 1. Allora, quello che voglio chiederti è cosa dovrete mettere in campo effettivamente per poter raggiungere un obiettivo del genere. Sì, subito il nostro primo obiettivo che ci siamo dati a inizio campionato era quello di arrivare a giocarci la Serie A, il primo posto in Serie A, e bisogna darci dentro al massimo, bisogna riuscire a fare gol, a metterci tutto noi stessi in ogni partita. Grazie mille, complimenti.